che stiamo per raccontare è una storia lunga 700 anni, una storia da valorizzare, da condividere con il territorio e con la comunità. Questo sicuramente per conservare la memoria di ciò che è stato, ma anche perché presente e passato facciano sintesi per regalarci nuovi stimoli, per guardare al futuro. Ecco qui allora, in sintesi, spiegate le due vesti che sono state davvero cucite su misura per la Torre di Santa Maria. Vetrina dell'ingegno per raccontare le storie di innovazione, di successo dell'industria friulana, ma anche impresa futura, con un obiettivo importante che è quello di contribuire ad accrescere la competitività delle imprese di questo territorio perché affrontino sempre meglio le sfide che sono quotidiane e che ci aspetteranno sicuramente da qui ai prossimi anni. E quindi oggi la Torre di Santa Maria riabbraccia Udine, si apre alla città che vuole accogliere in questi spazi a partire proprio da questa sera. La Torre di Santa Maria è questo, vuole essere questo, ma avrete modo di scoprirlo se non l'avete già fatto, è anche un luogo davvero ricco di fascino. Vi invito poi a percorrere, a visitare i 5 piani di questa torre, seguendo sicuramente il percorso espositivo che è stato allestito, ma prendendovi anche del tempo per guardare dalle finestre, per guardare fuori, soprattutto quando salirete al 5° piano. Io l'ho fatto un po' di tempo fa, l'ho rifatto anche questa mattina e pensavo che davvero la Torre di Santa Maria ci regala una nuova prospettiva. Lo fa in senso letterale perché ci permette di guardare la città dall'alto, da un punto sicuramente non frequentato da molto tempo, ma lo fa anche con i suoi contenuti, con le sue proposte. Allora chiederei subito a Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria Udine, ecco prego se vuole sedersi qui al centro, lei insomma ci ha messo più che uno zampino in questo progetto. Bene, grazie. La vicenda parte da diversi anni fa, in particolare parte nel 2011, partendo da conversazioni e ragionamenti fatti con 2 persone, che sono l'ingegner Taverna, che molti di voi credo conoscano, e il professor Gri, Giampaolo, un antropologo di Udine. E mi piace identificare le 2 persone anche con col ruolo, quindi un rappresentante dell'impresa, perché l'impresa Taverna è l'impresa più vecchia della regione, una delle più vecchie imprese italiane, e d'altro canto un uomo della cultura, quindi lavoro e cultura, impresa e cultura. E su questo binomio parte il progetto Cantirs, che è partito appunto nel 2011, quando io presiedevo la Cassa Edile e nel corso di quegli anni abbiamo costruito questo primo nucleo di raccolta di testimonianze, di immagini, di disegni, di interviste con protagonisti, imprenditori, operai, operatori del settore in genere, che è stata avviata. Poi c'è un salto, 2016, chiacchierando con Matteo dalle stanze dell'attuale direzione, guardando la torre e vedendo che la torre, Matteo Tonon che qui sto guardando, e guardando la torre che era ridotta a un magazzino perché c'erano i mobili non utilizzati della sede, e ho detto ma perché la torre è chiusa? La torre è chiusa perché c'era un problema di antincendio e quindi la prima idea era semplicemente di far partire la torre. A questo punto, sempre così da piacevoli conversazioni, abbiamo cominciato a pensare cosa si poteva fare di questa cosa. E parlando poi, di nuovo con Giampaolo, Cantirs diventa la vetrina dell'ingegno, perché volevamo dare un utilizzo almeno strutturato e preciso a questo contenitore, perché c'è il rischio se no di fare delle cose che poi non si riescono a riempire in maniera sensata di contenuti. La vetrina dell'ingegno perché si chiama così? Perché l'idea, dopo verrà spiegato che cosa la prima versione della vetrina contiene dalla Sabrina Tonutti, ma la vetrina ingegno è la possibilità per le imprese
nel corso degli anni di esporre, secondo una declinazione che ciascun gruppo poi declinerà come preferisce, di esporre il suo settore. Quindi Confindustria ha 12 gruppi merceologici. Ogni anno un gruppo merceologico avrà la disponibilità della torre per poter appunto fare di lei quello che ritiene più opportuno. Siamo partiti, perché c'era già tutta l'esperienza pregressa di Cantirs, dalle imprese di costruzioni e dal materiale da costruzione. Dopo Sabrina vi spiegherà come questa cosa è organizzata. Due ultime cose. La torre, ho detto, è partita da due persone, uno che rappresentava l'impresa e uno la cultura, ritenendo importante questa saldatura, la saldatura fra questi due temi. L'impresa ha bisogno di cultura, che è cultura imprenditoriale ma anche cultura in senso lato, cultura che deve coinvolgere anche le persone che nell'impresa lavorano, e viceversa, anche la cultura, la società ha bisogno di impresa. In Italia purtroppo questi due poli, queste due polarità sono spesso slegate, non si riesce a cogliere quanto valore culturale abbia l'impresa, molto spesso, e la vetrina dell'ingegno vorrebbe essere un contributo anche a colmare questo gap, questo salto, da un lato. L'altra cosa che mi piace pensare è che l'aver potuto realizzare questa cosa con questo spirito nella torre, in una torre del 1200 che si trova in centro a Udine, dà la possibilità all'associazione, a noi imprese, di aprirci al territorio, di farci conoscere dalla città, di favorire un passaggio, un'osmosi fra quello che è la città, la cittadinanza e i cittadini e l'impresa. E questo spazio che abbiamo voluto realizzare, quello dove siamo adesso seduti, a servizio della torre, che all'inizio era una cosa molto limitata, poi l'appetito viene mangiando, quindi si è ingrandito fino a prendere tutto lo spazio fra i due muri, fra il muro di cinta da una parte e la sede dell'ANCE dall'altra. Questo spazio abbiamo l'assoluta volontà di trasformarlo in un luogo aperto alla città per organizzare eventi, convegni, quello che riterremo di fare. A questo spazio poi si accoppia sopra di noi il tetto, diciamo, perché qua sopra c'è uno spazio altrettanto grande, perché c'è un terrazzo che ha queste dimensioni, che di nuovo può favorire appunto la frequenza, l'organizzazione di queste cose. Quindi quello che adesso noi ci poniamo, una volta fatto l'inaugurazione, è di poter andare avanti col progetto della vetrina, quello espositivo, e nel contempo organizzare, io ho la delega alla cultura e associazione, e quindi l'intento che mi pongo, l'obiettivo che mi pongo nei prossimi 3 anni è rendere questo luogo vivo, pieno di queste iniziative, cercato di prenderle con una accezione molto ampia, quindi non è che noi qui dobbiamo ospitare necessariamente cose legate all'impresa o al lavoro. Questo è uno spazio della città, è uno spazio fruibile, bello, interessante, lo cercheremo di riempire. L'obiettivo che ci siamo dati, c'è anche un'associazione di cui là c'è un pannello che è intestata all'ingegner Taverna, proprio perché tutta questa cosa secondo me in qualche maniera è partita da lui. Abbiamo fondato un'associazione proprio per poter sviluppare questo genere di progettualità. L'intento è d'ora in poi ogni mese, almeno una volta al mese, organizzare qualcosa su temi che via via definiremo. Andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, invito a prendere posto qui Stefano Tracanelli, conservatore, che condividerà con noi anche qualche interessante aneddoto rispetto al percorso che ci ha portato fin qui. Prego. La torre di Santa Maria ha avuto il suo compimento nel 1295, alle soglie del secolo d'oro di Udine. Il 300, un secolo straordinario. Tra l'altro in questo secolo abbiamo la peste nera nel 48 e subito dopo un terremoto devastante. Eppure Udine va avanti, si raddoppia.
fa cinte murarie e si continua a lavorare e a sviluppare questo territorio. Il patriarca dall'antica capitale cividale si trasferisce a Udine perché diventa centrale. A Udine si comincia a guardare da tutta la regione. Ci sono fasi in cui l'umile muratore di quel tempo ha lasciato un segno, un'impronta. Durante le fasi costruttive i conci venivano posti uno sopra l'altro e questa fase schiacciava la malta di allettamento che fuoriusciva. Questa veniva riapplicata schiacciando e formando una stilatura piuttosto larga. E in quel momento ecco che il muratore con il dito o probabilmente con un utensile in legno tracciava una riga per dare un senso di finitura, di operazione conclusa a regola d'arte. Ebbene, trovare proprio sulle fondazioni della torre, sulla parte basamentale, questi elementi antropologici, no? Ci danno la continuità di questa memoria attraverso un'azione dell'uomo. Non abbiamo solo pietre morte, ma pietre veramente vive, con una traccia fondamentale. Quindi tutta questa torre ci offre un'economia locale, fatta di uomini. Ricordiamo che i chiariadors di Povoleto, di Salt, di Savorniano al Torre, fino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale portavano la sabbia a Udine. Ma prima di loro la ritroviamo qui, su questa torre. La torre ci ha mostrato tantissimi elementi, tra cui la sua storia evolutiva. Vediamo, eccola qua. Un tempo la torre, all'inizio del 300, era tutta aperta e arrivava fino a questa altezza. Era una torre che aveva una destinazione castrense, militare, siamo in epoca imperiale, quindi tutti i centri storici, i castelli erano ancora fortificati, erano ancora strutture militari. La torre sì militare, ma il suo versus verso la città è un verso di qualità decorativa e anche di qualità estetica. A quel tempo i motivi scalari erano straordinari, fondamentali, c'erano diversi rombi e così via. Una torre non era solo una struttura elementare dedicata alla difesa di un ingresso, ma poteva essere anche un elemento di immagine. Qui abbiamo anche una edicoletta che abbiamo trovato delle tracce di colore, che probabilmente c'era uno stemma che poteva essere quello patriarcale o imperiale, come ce l'abbiamo nella Porta Manin, o successivamente il Leone di San Marco. Oltre a tutto quello che sta fuori terra, scorgerete qua lo scavo archeologico che ha messo in luce un ponte sopra una roccia, un elemento anche questo significativo, perché la torre era anche circoscritta da un vallo con l'acqua, quindi un elemento ulteriore difensivo. In questo lato e anche negli altri scorgiamo trasudare degli elementi, vedete, che il restauro li ha anche elevati. Sono le vecchie forometrie della torre trecentesca. Infatti la torre finiva a questo livello e noi proprio in questo livello troviamo i segni del vecchio solaio. Non c'era un tetto, c'era un terrazzo e disperdeva la pioggia attraverso dei goccioni. L'intonaco che voi
vedete questo bianco un po' paglierino, è un intonaco che risale al fine 600, primi 700. È un intonaco che ricopriva tutta la torre e che dava un senso di proprietà, di finitura. Quindi la torre aveva già perduto la sua immagine militare ed era quasi un piccolo palazzetto, un elemento verticale che partecipava a tutto un borgo, questi annessi che vediamo, e il palazzo, il cortile, il giardino segreto, quindi partecipava proprio come un elemento di complementare di ricchezza. Ora è consegnato a questa iniziativa da parte di Confindustria, dove la riattiva in maniera dinamica con questa vetrina dell'ingegno, ed è un modo molto intelligente per far vivere queste antiche vestigia. Dinamica, come ha ben descritto l'ingegner Petrucco, dinamica perché ci dà un senso di storia e di contemporaneità, ci dà un senso di quella che è stata la storia e la società che l'ha prodotta, che l'ha in sostanza edificata attraverso tutte queste cose che ho detto relativamente agli uomini, ai muratori, alle maestranze, ecco che rientrano con questa vetrina dell'ingegno, con queste proposte. Vorrei ringraziare l'architetto che ha condiviso con noi, l'impresa Cella, ecco, questa sfida proprio di coniugare questi due elementi straordinari, l'antichità e la contemporaneità. Grazie dell'ascolto. Grazie mille. Il restauro guarda al futuro, sottolineo questo passaggio perché forse va oltre quello che è un luogo comune, quello del restauro che invece guarda a ciò che era e guarda al passato, e anche questa è un'interessante chiave di lettura che si sposa perfettamente con la filosofia di questo progetto. Sembra di capire, ascoltando anche quello che è successo nel passato, che ancora una volta con la vetrina dell'ingegno la torre di Santa Maria abbia dimostrato di sapersi e di potersi adeguare anche ai tempi che cambiano, anche a quelle che sono le mutate esigenze del territorio. La parola a questo punto al progettista dell'opera, all'architetto Alessandro Verona, che prego di venire qui al centro. Bene, è un giorno importante. Stamattina abbiamo condiviso con gli enti, le istituzioni, questa giornata che si conclude oggi con l'apertura di questo luogo, di questo nuovo luogo alla città di Udine. Nasce subito la consapevolezza di fare un luogo che fosse un polo che dialogasse con il mondo, che si mettesse in rete con gli archivi di industria territoriale, con i musei di impresa nazionali, ma anche aperto alle relazioni possibili che oggi la rete ci consente. Oltre che ad aggiungersi come un luogo della cultura, ma anche dell'impresa, a servizio alla città in un sistema di luoghi culturali già esistenti. Dopodiché, come ci ha raccontato Stefano Stracanelli, la città è il luogo della trasformazione, cioè dalla nascita, dalla loro fondazione, le città si trasformano, per motivi militari, commerciali, crescono di dimensione, e la torre è un racconto materico che sulla sua pelle porta i segni di questa trasformazione, e questa è un'affermazione fondamentale per chiarire qual era il rapporto
di quello che stavamo andando a fare, ovvero un nuovo edificio che potesse accostarsi a una torre del 1200, che era una porta della città e che negli scavi, che ci hanno bloccato per un breve, fortunatamente, periodo, ci ha messo in luce questo tunnel che è esattamente questa roggia che era aperta e che Ludovico Manin chiede che sia chiusa per venirci a abitare e godere meglio del suo parco all'interno del compendio, che viene completato dal magnifico giardino dell'Esedra, dalla foresteria e naturalmente dal principale Palazzo Toriani. Una medaglietta con San Francesco, alcuni resti vari, adesso li esporremo appena completeremo le procedure di classificazione. Bene, qua vediamo com'era messa la torre e vi invito a fare attenzione a questo elemento che è abbastanza inconsueto, cioè un timpano sopra un arco, ma proprio a breve distanza, esattamente qua sopra. Perché questo è un elemento debole che è ritornato nella, come dire, invenzione di un segno, che è il segno dell'edificio nuovo. Questo era un muro che si trova esattamente in corrispondenza di questo muro, che negli anni 50 aveva già ospitato lacerti di altri scavi, impaginati in una, come dire, una sorta di pastiche, con quasi un atteggiamento che fosse quello di questo muro che chiedeva di diventare un edificio, definendo questa corte. E quindi, diciamo, con questo approccio abbiamo, e con grande coraggio, abbiamo iniziato a sviluppare il nostro progetto, che in sezione si attraversava tutto l'edificio della torre, ma che aveva bisogno naturalmente al piano terra anche di un ingresso per ospitare tra l'altro la parte permanente, cioè la timeline e la storia di Confindustria. A quel punto, e qua lo vedete sullo stesso sedime del muro, naturalmente partiamo anche da un presupposto che diciamo, l'idea originaria e la necessità originaria era quella di rendere la torre accessibile e diversamente abili, quindi con la costruzione di un ascensore. Una vicenda che aveva già dei precedenti circa 15 anni fa, ma che non ebbe buon fine, purtroppo, o per fortuna, forse per Confindustria. Per fortuna per noi, perché questo progetto ha aggiunto tante altre cose rispetto a quella come dire, esigenza funzionale solo di accedere ai piani. Allora il programma, man mano che si faceva, capivamo che questo posto poteva funzionare molto bene con diverse articolazioni e anche diversi tipi di uso, ospitando tra l'altro le 13 categorie merceologiche che vedete riprodotte così in modo scenografico proprio sulla parete che si vede dalla strada in corrispondenza della vetrina, utilizzando naturalmente le tecnologie che oggi ci sono offerte, perché le ridotte dimensioni della torre ci hanno consentito di utilizzare molto il digitale, giustamente. Pertanto, esattamente questo segno qua del quale vi parlavo ha originato un primo approccio progettuale che ha dato un carattere evocativo a questo edificio, rifacendosi quasi a una sorta di archetipo, però riproposto oggi in modo molto contemporaneo. E questa idea di proteggere anche i vecchi reperti che sono impaginati, sono stati reimpaginati esternamente, ci ha fatto capire che nuove prospettive potevano essere possibili, e così con questi elementi di spoglio che sono stati raccolti e reinterpretati abbiamo messo a fuoco quest'idea di come lavorare, fare un progetto nella storia, con la storia, e che fosse un progetto
che guardando alla storia guardava contemporaneamente anche al futuro. Questi sono i rendering che avevamo fatto e devo dire che siamo tutti rimasti sorpresi dall'interno, con questo dialogo anche molto ambiguo, e questo rende particolarmente interessante il tutto, perché questo era un esterno e oggi è diventato un interno. Ci sono alcune parti che sono esterne che sono diventate in interno. Noi naturalmente per convincere Confindustria ho dovuto citare il British Museum, che ha fatto un'operazione analoga, soltanto che loro sono il British Museum. E in questo caso diciamo che questo insieme di elementi dei quali abbiamo parlato oggi ci restituiscono anche un edificio che ha un tetto terrazza necessario come via di fuga per l'antincendio e tutta una serie di scorci nuovi che offrono anche un nuovo punto di vista alla città, della città e anche dell'architettura. Grazie. È arrivato il momento di entrare un po' più nel dettaglio della vetrina dell'ingegno, come è stata concepita, come si sviluppa poi il percorso che viene proposto. E allora ce ne parla Sabrina Tonutti, che è appunto la curatrice della vetrina dell'ingegno. Ringrazio tutti voi così numerosi presenti questa sera a questa inaugurazione di questa splendida sede. E il mio compito ora è di darvi qualche indicazione un po' sul contenuto e quindi su quelle che sono la sezione permanente dell'esposizione, che è collocata al piano terra, e poi l'esposizione temporanea. Arriviamo subito a parlare di questo, di contenuto, di edilizia e materiali da costruzione, ma ecco una parentesi su l'esposizione permanente del piano terra. Alle vostre spalle ci saranno due timeline, una consecutiva all'altra, dove attraverso una serie di testi, di immagini storiche, d'archivio, dei video, degli slideshow e degli oggetti, racconteremo quella che è la storia di Confindustria, certamente dal 1945 al 2000, lì ci siamo fermati con la storicizzazione, ecco, degli eventi riguardanti Confindustria Udine, ma anche con uno sguardo rivolto più indietro per andare a illustrare quelle diciamo, esperienze ante litteram che precedono la costituzione di Confindustria Udine, quindi la nascita di quei sodalizi già nell'Ottocento che riunivano gli industriali friulani. Iniziamo siamo alla fine del Settecento, con l'industria tessile, che ha costituito veramente per molti decenni la colonna portante dell'industria friulana. Abbiamo collocato un bonsai di gelso all'inizio della timeline proprio a dare un'indicazione di questo, diciamo, esordio proprio delle attività industriali friulane, e poi con una serie di successive evoluzioni. Si arriva poi al 1945 alla fondazione di Confindustria Udine, prosegue la seconda timeline appunto illustrandone la storia fino al 2000. Come diceva l'architetto Verona, poi c'è una presentazione dei settori merceologici a parete tramite alcuni oggetti diciamo, che richiamano i contenuti di quei settori, e poi accenni alla storia della torre. Ecco, insomma, poi l'intervento di Stefano Tracanelli ci ha fatto immaginare tante cose riguardo al passato di questa torre, e spero ci sarà occasione anche di approfondire questi contenuti estremamente affascinanti. Noi abbiamo inserito alcuni cenni che vengono ripresi al quinto piano della torre, quello panoramico appunto, che ci fa godere di una spettacolare vista sulla città, ma
piano dal quale possiamo veramente immaginare attraverso suggestioni quelle che potevano essere le prime attività industriali di Udine nei secoli passati. L'immaginazione poi sta a voi. Ecco, passerei quindi alla sezione invece temporanea, che sarà ospitata, cioè è ospitata nel corpo dell'attore, e di anno in anno verrà ospitata l'esposizione di ogni settore merceologico che fa parte di Confindustria Udine. Quest'anno i protagonisti sono il settore delle costruzioni e dei materiali da costruzione, appunto perché siamo diciamo, alla fine di un percorso di quasi 10 anni del progetto Cantirs, Museo del Patrimonio Edile, un progetto che era iniziato appunto all'interno dell'Università degli Studi di Udine, supportato da ANCE Udine, CEFS e Cassedile, che ci ha permesso in tutti questi anni di incontrare, intervistare imprenditori, lavoratori, rappresentanti delle varie categorie, operatori del settore che avevano qualcosa da raccontarci e ci hanno consegnato queste loro storie, questi aneddoti, queste conoscenze. Devo dire che è stato un'esperienza veramente significativa. Ve lo dico proprio con una nota personale, perché diciamo, questo progetto ha vissuto con me per 10 anni, quindi mi sento insomma di aver fatto un percorso assieme al settore per un bel periodo. Ecco, ho pensato di condividere con voi qualche immagine per farvi capire cos'è stato questo periodo di ricerca e ora di comunicazione, di valorizzazione e di restituzione dei contenuti su edilizia e materiali da costruzione attraverso alcune immagini che fanno parte di questo percorso. Un percorso che veramente sembra essere stato un viaggio attraverso il territorio, attraverso il tempo. Un viaggio attraverso il territorio, sicuramente il Friuli lo abbiamo girato, assieme a Paolo Comuzzi, che sta là nelle retrovie, ma che con la sua videocamera è entrato in cementifici, fornaci, fabbriche di lavorazione della pietra, siamo entrati in cantieri edili, in territori di bonifica. Ecco, le immagini sarebbero tantissime, abbiamo realizzato documentari, video. Qui vedete alcune immagini della montagna e alcune immagini della bassa friulana, del tagliamento, perché effettivamente per raccontare l'edilizia, i materiali da costruzione e le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali abbiamo girato il Friuli. Ovviamente le ditte non lavorano, friulane non lavorano solo in questo contesto. Vedrete nei video che sono proiettati ai piani superiori come l'intervento delle aziende friulane veramente abbia raggiunto ogni angolo del mondo, con le opere delle più incredibili. Quando poi si conoscono i dietro le quinte di quello che succede all'interno di un cantiere o all'interno di un ufficio di progettazione, si rimane un po' stupiti, perché forse per gli addetti ai lavori è qualcosa di scontato, di abituale, è il lavoro delle aziende. Però penso che per coglierne il valore bisogna fare un passo indietro, si debba fare un passo indietro e guardare con distacco a queste cose, come se veramente non fossero la nostra abitudine, non fossero una realtà quotidiana con cui ci confrontiamo, e coglierne veramente il valore intrinseco. Proseguo. Parlavo di un viaggio attraverso i territori, quindi ci siamo spostati a conoscere questa realtà, però ecco, il progetto di documentazione sull'edilizia e materiali da costruzione è anche un viaggio attraverso il tempo. Qui vedete due immagini che diciamo, sono distanti nel tempo un secolo. Abbiamo questa un'immagine, la prima a sinistra, di operai emigrati in Germania, sono gli anni 20 del Novecento, con i loro strumenti di lavoro e delle tenute comunque sempre molto dignitose, molto eleganti, seppur lavorando in un cantiere,
E poi vediamo un'immagine invece della realtà delle nuove frontiere tecnologiche che diventano protagoniste in cantiere, per cui c'è la realtà virtuale che permette, diciamo, di lavorare al meglio con delle prestazioni eccezionali anche in questo settore. Troverete appunto al piano quarto un'esposizione dedicata ai materiali da costruzione, al piano terzo un piano dedicato all'edilizia, quindi costruire le città, i servizi e i luoghi di lavoro, e al piano 2 costruire le infrastrutture. Anche qui, come diceva l'architetto prima, è un'esposizione soprattutto digitale, però c'è anche tutto un apparato oggettuale che abbiamo inserito negli spazi dei piani, e poi ci sono dei monitor dove ci sono degli approfondimenti, ci sono gli archivi che abbiamo digitalizzato, ci sono dei video che abbiamo realizzato, materiali che le aziende e anche privati hanno condiviso con noi. Ultima nota, al primo piano c'è uno spazio dedicato alle interviste. Ci sono per ora alcune interviste disponibili, saranno numerose, molte di più nei prossimi giorni, e ci sarà un sistema interattivo per poter scegliere l'intervista che potrete andare ad ascoltare e a vedere appunto i testimoni che ne sono protagonisti. Ecco, questo è quanto, vi auguro buona visita e buona serata. L'onore e l'onere di chiudere la serata, Giampaolo Gri è stato insomma prima citato da Piero Petrucco, e quindi insomma è arrivato il suo momento per dare il contributo a questa serata. Intanto spero siate sufficientemente incuriositi da quanto avete sentito, avrete tra pochissimo l'opportunità di visitare la torre. Prego. Grazie a tutti. Io ho 3 elementi rapidamente di memoria da ricordare. Questa non è la prima volta che l'Associazione degli Industriali regala a Udine la torre di Santa Maria. Io appartengo al gruppo di colleghi, di studiosi che nei primi anni '80 ha lavorato nel Museo della Città, che per un periodo breve, prima che si dimostrasse poco sicura tutta la struttura, tutto il restauro che era stato fatto nel '73. Forse ricorderete, qualcuno che ha la mia età ricorderà questo breve periodo in cui la torre è diventato museo della città, è diventato sede museale. Io ho lavorato alla mostra, una bellissima mostra, lo dico da interessato, dedicato al rapporto fra i Savorgnan, la patria del Friuli, proprio dentro la torre di Santa Maria. Poi ci siamo trovati con Piero, lavorando su Cantirs, come è stato detto, di fronte al rischio di un nuovo degrado della torre di Santa Maria, e quindi a rimediare di nuovo a questo possibile degrado a cui la torre andava incontro. E così è nata questo secondo regalo dell'Associazione Industriali alla nostra città. Un elemento interessante che vorrei richiamare a me e a voi, vetrina dell'ingegno. Ma la parola ingegno è una parola seria. Vorrei ricordarmi l'etimologia di questa parola, no? Viene dal latino, dal verbo gignere, che vuol dire partorire, generare. Intus, qui. Ecco, tutto il lavoro di generazione, di parto che gli uomini sono stati capaci di fare nel corso della storia, e qui dentro a produrre, a generare insomma i processi di trasformazione che hanno costruito il Friuli dentro cui stiamo ancora oggi. Ecco, da questo punto di vista vorrei ricordare un elemento interessante. Quando ci è venuta l'idea di trasformare la torre in una storia, in una vetrina dell'ingegno, insomma, collegata con il mondo industriale contemporaneo,
Eravamo partiti dalla constatazione con Kantirs che in Friuli ci sono decine e decine di musei dedicati alla storia, cultura, civiltà contadina. Tanti nomi, decine. Belli, grandi, piccoli, ripetitivi, innovativi, insomma di tutti i tipi. Ci sono poche sezioni dedicate alla storia e alla cultura artigianale e c'è quasi nulla dedicato alla storia, alla cultura, alla civiltà industriale. Un po' si capisce. Gli industriali sono una strana razza che hanno i piedi nell'oggi e guardano a domani, non guardano indietro. È soltanto da pochi anni, pochi decenni, pochi anni che cominciano a nascere archivi d'azienda, archivi fotografici d'azienda, archivi cinematografici d'azienda e insomma. Da alcuni anni questa cultura, questa coscienza insomma, che l'identità di un'azienda, di un'impresa ha bisogno anche di memoria, di raccontare se stessa, di proporsi anche per quello che è già stata, per quello che questo è un elemento importante e la Torre di Santa Maria questo vuole offrire al mondo industriale, un'occasione insomma, per raccontare se stesso anche la propria costruzione. Da questo punto di vista un elemento di interesse della Torre di Santa Maria nasce anche da qui. Di fronte alla Torre di Santa Maria, proprio dall'altra parte all'inizio di via Zanon, se noi ci collochiamo mentalmente nel 1730, avremmo visto qui di fronte, avremmo visto la roggia di Udine, adesso mezza interrata, ma bisogna andare un po' più in giù alla ghiacciaia per vederla scorrere di nuovo all'aperto. Ma di fronte qui avremmo visto la prima fabbrica di seta di Antonio Zanon. La via si chiama la via Zanon dedicata a lui perché qui ha costruito la sua prima fabbrica in senso letterale, la famiglia Zanon ereditando la fabbrica di seta dei Zamparo, che gli Zamparo avevano costruito sempre sulla stessa roggia, sempre su questa corrente, non solo d'acqua, corrente di energia. Per Udine è una città senza fiume, come sappiamo. Ha dovuto prendere non solo la sabbia dal Torre, ma anche l'acqua dal Torre, per riuscire ad avere quel po' di energia che serviva a far girare le ruote dei mulini, battiferro, segherie. Ecco. Qui abbiamo, fra tardo 600, in via Grazzano con gli Zamparo, imprenditori della seta, e poi con gli Zanon, imprenditori della seta, abbiamo il primo grande scontro fra il vecchio mondo, il mondo medievale, quello delle corporazioni di mestiere, quello dei diritti feudali sull'acqua, quello delle famiglie nobiliari, delle istituzioni religiose che amavano vivere di rendita, come dirà Zanon, sparando agli uccelli i nobili, dicendo messe tutto il giorno, i frati, conventi. Primo grande uno scontro che ha lasciato chili e chili, quintali di carte negli archivi di Venezia, negli archivi giuridici, un po' nei tribunali con gran felicità degli avvocati di Udine e di Venezia. Primo grande scontro fra gli Zamparo prima, in via Grazzano, e gli Zanon qui, con i proprietari dei mulini, dei battiferro che si collocavano lungo questo filo d'acqua. Che cosa è successo? È successo che, penso al povero Giambattista Zamparo, che ha combattuto per 30 anni contro il capitolo del Duomo di Udine, contro i canonici del Duomo di Udine, che erano i proprietari del mulino che stava subito alle spalle della nuova fabbrica di seta dello Zamparo, decine di anni, per 2 o 3 decenni, una lotta accanita, perché questi canonici non volevano mollare l'acqua e accusavano lo Zamparo di utilizzare. Che cosa succede invece? Che
Zamparo, Zanon, questi imprenditori nuovi che vengono, alcuni gli Zanon ebrei, gli Zamparo di tradizione veneta, che cosa fanno? Perché non importiamo in Friuli le nuove procedure, le nuove tecnologie della seta? E che cosa fanno? Prendono le donne a Bassano, in Piemonte, portano qui la storia della seta, è una storia tutta al femminile, di sapienza, di tecniche tutte al femminile, portano qui le donne che sapevano lavorare con i metodi nuovi la seta e importano il metodo alla bolognese, il metodo alla torinese, insomma costruiscono quello che diventerà poi i primi mattoni della rivoluzione industriale. Questo è, la Torre di Santa Maria è stata testimone di questa prima transizione dal mondo del Medioevo al mondo della società nuova, contemporanea, moderna, quella che diventerà, insomma, la società borghese, società industriale nel corso dell'Ottocento. Una corrente di energia, la Roggia di Santa Maria, che incontra una corrente di energia mentale dei primi imprenditori che qui, proprio qui, hanno impiantato il nuovo Friuli. Vi auguro di guardare dall'alto, dalla Torre di Santa Maria, anche quest'angolo di correnti di energia che si sono incontrati qui. Buonasera a tutti. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso questo momento di festa. Vi chiedo la cortesia adesso di alzarvi, c'è la necessità di liberare la sala delle sedie per il momento conviviale, insomma, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa serata. Grazie a tutti per la partecipazione, buona serata.